Dopo aver superato l'Orlandina, Lenzo Vasi, il Due Torri affronta il Ribera. La finale playoff del girone A del campionato di eccellenza è Due Torri Ribera, seconda contro terza. La squadra di Raffaele vuole vincere per accedere alla fase interregionale, per continuare a coltivare il sogno Serie D. Come ci testimonia anche la telecamera di Antonio Franchina, c'è davvero una grande cornice di pubblico presente a Lenzo Vasi di Jaga di Piraino, con un centinaio di unità provenienti anche da Ribera. Ma è davvero tutto pronto per giocarsi questo importante match. Raffaele stupisce tutti e manda in campo dal primo minuto la coppia d'attacco Craccò-Calabrese, quest'ultimo preferito a Cariolo, il tecnico pirainese che vuole assolutamente vincere, ma c'è subito un contatto dentro l'area di rigore con una serie di scaramucce, scappa anche qualche colpo proibito, tutto sotto gli occhi del direttore di gara, che comunque preferisce non prendere nessun provvedimento, e dunque si può continuare a giocare. Andiamo con il montaggio di Fabio Colombo, il minuto è il 17esimo, il calcio di punizione battuto da Cipriano, si impenna il pallone che finisce poi sui piedi di Calabrese, è il gol dell'1-0, il Due Torri che dopo 17 minuti si porta in vantaggio, ma scopriremo anche che c'è un piccolo retroscena, simpatico retroscena con Calabrese che voleva battere a tutti i costi questo calcio di punizione, come potete vedere la destra del vostro teleschermo. Alla fine sconsolato, arrivano anche indicazioni da parte della panchina, si allontana perché dovrà batterlo Cipriano, ma poi il pallone che si impenna dopo aver colpito la barriera per spegnersi poi in fondo al sacco, dopo che il numero 10 delle Due Torri riesce nella deviazione vincente. La sua posizione è assolutamente regolare, dunque convalidata la rete, e c'è invece un contatto irregolare dentro l'area di rigore al 42esimo. Raimondi a terra biondo, il direttore di gara in questo caso non ha dubbi, va a concedere subito la massima punizione. Esulta la formazione pirainese, la possibilità di raddoppiare in questa chiusura di tempo, ma Russo si fa ipnotizzare da Talluto, l'estremo difensore del Ribera, che neutralizza il calcio di rigore. Dunque resta l'1-0, ma è un Due Torri che vuole a tutti i costi il gol del 2-0. C'è Craccò che prende il palo e poi il pallone che si spegne di poco fuori, con lo scontro anche tra Craccò e Talluto. Con le immagini di Antonio Franchina siamo nella ripresa, un biondo supersonico mette il pallone dentro, poi la palla che finisce nei piedi di Calabrese, super gesto tecnico, sporviciata volante, ed è il gol del 2-0, raddoppia meritatamente al 22esimo la formazione di Jaga di Piraino. Davvero una bella azione, biondo dentro, andiamo a vedere il replay, poi il pallone che finisce direttamente nei piedi di Calabrese, che non ci pensa due volte a segnare il gol del 2-0, ma a questo punto il Due Torri che è galvanizzato, ma il Ribera batte il pallone dopo averlo messo a centrocampo, e guardate qua cosa combina Chiara, con spalla alla porta, si gira e il suo destro va ad infilarsi proprio in fondo al sacco, con Durante che può solo guardare il pallone. Sono trascorsi 2 minuti e c'è il gol del 2-1 del Ribera, che merita assolutamente il replay. Anche in questa circostanza è un gesto tecnico da applausi, quelli che sicuramente hanno fatto i giocatori, i tifosi del Ribera, ma il 2-1 che comunque non taglia le gambe alla formazione pirainese, è il 2-1 che può bastare per il Due Torri, che vince con grande merito questa finale del girone. Dopo il triplice fischio può partire la festa, con tutta la panchina, tutti i giocatori in campo ad esultare, con il Due Torri che adesso accede alla fase interregionale dopo aver superato con grande facilità questa finale. Onore comunque anche al Ribera. Ricordiamo il risultato finale: Due Torri 2 con la doppietta stratosferica di Calabrese, Ribera 1.